Oggi vi porto in Sardegna. Andiamo a Cagliari, andiamo a parlare con il presidente dell'Associazione Sarda Treni Storici Sardegna Vapore. Diamo quindi subito il benvenuto ai nostri microfoni a Salvatore Moi. Ciao Salvatore, come stai? Ciao, buongiorno, tutto bene? Saluti a tutti, a tutti i vostri ascoltatori. Portaci all'interno della vostra associazione e raccontaci un po' di che cosa vi occupate. Allora, la nostra associazione nasce nel 2000 con un intento molto preciso, quello di andare a recuperare un treno a vapore, uno dei tanti treni a vapore che si trovavano all'interno della stazione di Cagliari una volta che sono stati dismessi dal loro esercizio. Con Trenitalia siamo riusciti, quindi abbiamo fondato questa associazione proprio con questo scopo. Con Trenitalia siamo riusciti a recuperare un terreno storico in circa 2 anni, 6 anni, scusate, e 6 anni. Ed infatti la prima utilizzo di questo treno ristrutturato tutto dall'associazione con la collaborazione di Trenitalia ha potuto iniziare i suoi viaggi intorno al 2006, agli inizi del 2006. Inoltre la nostra associazione si interessa, oltre che a effettuare treni storici, anche quello di valorizzare il materiale storico in generale. Causa appunto Covid siamo fermi dall'inizio dell'anno scorso, intorno a marzo. Siamo riusciti a fare l'ultimo treno prima che iniziasse la pandemia, proprio ai primi di marzo, in occasione del festeggiamenti del nostro ventennale, perché nel 2020 abbiamo festeggiato i 20 anni di attività. Cosa facciamo? Noi utilizziamo questo treno storico che è di proprietà di Fondazione FS, noi lo gestiamo, abbiamo una convenzione e effettuiamo treni storici su tutta la Sardegna. In modo particolare le tratte principali che noi utilizziamo sono la Cagliari-Oristano, la Cagliari-San Gavino e la Cagliari-Iglesias e la Cagliari-Calbonia. Andiamo anche sul Cagliari Golfo Aranci, e quando facciamo quindi treni lunghi, perché il nostro treno è richiesto in modo particolare per fare questi viaggi lunghi da inglesi, da francesi e anche da svizzeri, che ci chiedono questi particolari viaggi, perché loro utilizzano la Sardegna per fare vacanze proprio a vapore, sia con noi che gestiamo appunto questo treno delle Ferrovie dello Stato, sia con le altre ferrovie in concessione che sono di proprietà dell'Arste, che è dell'azienda del trasporto regionale in Sardegna, con il quale andiamo a visitare musei, miniere ed eventi in generale di tipo sociale in Sardegna. Inoltre poi per la divulgazione della cultura ferroviaria noi ogni anno, in collaborazione con il Dopolavoro Nazionale, facciamo parte di un progetto Scuola Ferrovia. Cosa facciamo con questo progetto? Molto bello. Noi ogni anno circa avviciniamo con questo progetto intorno agli 800.000 bambini. Stiamo parlando di scuole elementari, terza, quarta e quinta, e di prima media. Questo progetto Scuola Ferrovia consiste in 2 giornate. Una giornata la dedichiamo in aula agli studenti, e quindi ci portiamo nella scuola e raccontiamo un po' del treno, in modo particolare della sua funzione sociale che ha avuto e della nascita di del treno a vapore. Facciamo conoscere Certo. come una volta si viaggiava in treno. Raccontiamo un po' di storia del treno e dopo ci diamo appuntamento in stazione. Quindi dopo questa lezione che dura circa un'ora e mezza, perché poi i ragazzi in effetti Certo. si stancano, li invitiamo in stazione a passare una giornata con noi in stazione. Gli facciamo fare un viaggio su treni ordinari, diciamo, che ci sono in esercizio, di circa 20 chilometri, perché
tenete conto che molti bambini non hanno mai viaggiato in treno. Certo, e quindi questa è una bella occasione anche, no? Sì, Proprio per fargli vivere questa atmosfera con voi che siete proprio del certo. mestiere. Grazie Grazie, mille per grazie a essere voi. stato con me oggi ai nostri microfoni e in bocca al lupo per Grazie a voi. tutto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, altrettanto.